Da cornice al castello di San Salvatore a Susegana per la nuova puntata di Agricoltura Veneta. L'avevamo annunciato durante il Vinitaly, un festival dedicato alla coltura e cultura del vino organizzato dalla DOCG del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, un festival letterario che si focalizza proprio nella cultura e cultura del vino. Allora siamo con la presidente Elvira Bortolomiol. Avete organizzato questo momento perché? Per ripercorrere la storia del vino, per focalizzare al meglio il vino quale elemento che porta nel mondo la propria cultura. Non a caso il Conegliano Valdobbiadene arriva in 180 paesi nel mondo e oggi porta con sé una tradizione, ma anche una passione che si vive in queste colline. Il segnale che deve arrivare per chi poi apprezza un calice di prosecco. Il vino è cultura, è questo, il messaggio è diamo longevità al vino, perché se non lo sosteniamo perdiamo anche i nostri territori, e quindi su questo noi andremo avanti nel nostro lavoro. L'Europa ci sta pressando su Nutri-Score, per noi sicuramente sono battaglie che faremo a livello italiano ed europeo per mantenere l'originalità del vino e il suo DNA, e su questo credo che non si possa cambiare. E poi naturalmente dietro a questo vino c'è un'economia. L'economia di questo territorio è un'economia eccellente. In questi anni abbiamo vissuto una crescita nel valore che è stata davvero determinante per essere riconosciuti oggi come un grande prodotto di qualità nel mondo, e questo ci viene riconosciuto perché anche c'è stato un lavoro importante fatto in questi territori, in queste colline, che ci ha portato al riconoscimento UNESCO, che per oggi noi diventa il valore aggiunto nella nostra bottiglia. Grazie Presidente, allora adesso noi ci vediamo i titoli e poi sentiremo proprio le colline UNESCO. La cultura e la cultura del vino nel primo festival letterario del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Tecnici ed umanisti a confronto sul presente e futuro di questo settore, tra continua ricerca della qualità e difesa del prodotto dagli attacchi dell'Europa. La tipicità del Prosecco secondo Gad Lerner, il giornalista che negli anni 90 raccontò per primo in diretta il mito del Nord-Est, dai bulloni ai vitigni, nel commento del conduttore di Pinocchio con l'autonomia possibile in punta di naso. Nella domenica dedicata alle madri, la storia di una rosa di 70 anni salvata dall'estirpo. I consigli del nostro Adriano Favaretto per un intervento delicato che garantirà ai figli il profumo antico del fiore prediletto dalla loro mamma. Il mondo dei pappagallini da compagnia raccontato dallo specialista di animali esotici, quali scegliere, come accudirli e quali soddisfazioni ci possono dare questi singolari volatili che, se nati in cattività, credono di essere umani. Sul Sile è tornato l'appuntamento col Cason del Borgofuro, una giornata tra canti e balli della grande famiglia della Pastoria, che ha organizzato anche la prima festa con i protagonisti di Agricoltura Veneta. Da 70 anni Semine taglia il frumento, è la prima macchina della Carraro ancora oggi attiva nella Bassa Trevigiana, un piccolo gioiello di meccanica raccontato da chi l'ha ereditato dal papà. E nell'ambito di questo festival dedicato al vino c'è anche Marina Montedoro, colline UNESCO. Presidente, lei ha dato due anticipazioni importanti. Il primo riguarda un corso di formazione e riformazione per quanto riguarda, il turismo, la promozione di questi luoghi. Sì, l'abbiamo chiamato i narratori della grande bellezza perché vogliamo appunto coinvolgere questi giovani, magari disoccupati o anche studenti, ai quali raccontare che cosa sono le colline, in modo tale che loro possano essere gli ambasciatori di questo paesaggio meraviglioso, con tutto ciò che poi include la bellezza artistica, culturale, la viticoltura, l'enogastronomia. Io ricordo un dato che è fondamentale: se guardiamo i dati 2019 confrontati con quelli dell'anno scorso, l'unica destinazione turistica che è aumentata rispetto ai dati di presenza 2019 sono le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con un più 2,1%. Quindi diventeranno delle guide turistiche? Non proprio guide turistiche, ma appunto ambasciatori che potranno raccontare con dovizia di particolare, soprattutto con cultura del paesaggio, che cosa noi possiamo offrire.
L'altra grande novità riguarda, dopo una montagna di libri, una collina di libri. Abbiamo pensato che vogliamo portare sulle colline ciò che è stato fatto con grande maestria da Francesco Camulera sulle Dolomiti, e quindi raccontare appunto la letteratura qui sulle colline. È una piccola anticipazione, ma ne parleremo a giugno per poi partire con l'estate. Diciamo che comunque è in sintonia con questo primo festival tra cultura e cultura. Sì, questo è una apripista, ci fa piacere che il Consorzio abbia pensato di realizzare queste 2 giornate, che ci abbia anche coinvolti, e diventa proprio un modo per ricordarci che il paesaggio è un insieme di cose, e la cultura, che fa parte del DNA del Veneto, perché io ricordo sempre che noi abbiamo Venezia, che è nei fatti la culla della cultura, non soltanto veneta, e quindi portare avanti questo binomio che non può assolutamente non essere valorizzato. Grazie, adesso noi ci vediamo le notizie. Continua la crisi del mercato ortofrutticolo di Lusia, meno 20% di volumi scambiati negli ultimi 2 anni, un trend che non sembra arrestarsi. Qual è il pericolo chiudendo il mercato ortofrutticolo di Lusia? Io mi auguro che il mercato non sia da chiudere, perché sarebbe comunque un'azione semicriminosa. Il mercato è e rimane uno strumento per il comparto ortofrutta polesano, fondamentale, da proteggere con i denti su tutte le sedi e su tutti i tavoli. Le piogge di questi giorni hanno abbassato l'emergenza idrica del Veneto e, nonostante in diversi punti della regione si siano configurate emergenze per smottamenti e innalzamento del livello di alcuni corsi d'acqua, non è comunque risolto il problema delle forniture, soprattutto in proiezione dell'estate che si annuncia torrida e siccitosa. Per questo continuano gli investimenti strutturali, come i 22 milioni di euro stanziati per far fronte alla risalita del cuneo salino alla foce dell'Adige, un intervento del Ministero delle Infrastrutture con bacinizzazione del fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso. Prorogato fino al 15 giugno il termine per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito della politica agricola comunitaria. A comunicarlo il Ministero dell'Agricoltura con apposito decreto. La proroga, sulla quale si è espressa favorevolmente anche la Conferenza Stato-Regioni, si è resa necessaria per favorire la massima partecipazione delle aziende italiane del settore al processo di trasformazione dell'agricoltura, che passa anche attraverso il corretto utilizzo dei fondi europei. E in questo festival non poteva mancare la presenza dei giovani, in particolare dei partecipanti al premio Campiello. Qui sono venuti 3 giorni per capire, diciamo così, l'essenza della vendemmia nel Conegliano Valdobbiadene e poi trasporla in racconti. E Alberto Vassalona, che è vincitore del premio Campiello 2022 siciliano, ha pensato bene di trasporre le bancole delle colline Conegliano Valdobbiadene nei muretti a secco di Stromboli. Gli spunti, ecco, che mi ha dato il territorio, ho cercato di portarli in un orizzonte in cui potevo muovermi con una certa sicurezza, e quindi ho deciso di ambientare il mio racconto sia ad Agala, a Stromboli, giocando spesso sulla metafora. Per esempio i terrazzamenti di questo Mavaro, di questo stregone che è il protagonista del mio racconto, sono paragonati alle rive, però alle rive del mare, perché qui ci hanno detto spesso e volentieri il detto andare su per le rive, e quindi ho giocato molto di metafora per muovermi al meglio in un orizzonte mio. Ecco, che cosa ti ha lasciato questa esperienza nel Conegliano Valdobbiadene? Sicuramente rispetto per il territorio. Abbiamo capito che non sono semplici viticolture quelle che siamo andati a vedere. C'è un rispetto profondo dell'agricoltore e del viticoltore nei confronti di ciò che coltiva. Le vigne non mutano il territorio, ma si adagiano sulle sue irregolarità. Per quelli che dicono che il vino non fa cultura, cosa rispondere? A livello antropologico il vino, in quanto cibo fermentato definisce un po' anche nei poemi antichi la differenza fra la civiltà e i barbari, quindi il pane e il vino su tutti. E adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, però prima vediamo un servizio dedicato alla festa del Cason della Pastoria del Borgofuro, che è un po' anche la festa di agricoltura veneta.
ballo tradizionale sulla sponda del Sile. Basterebbe solo questo per raccontare la festa del Cason, che puntualmente con la buona stagione si rinnova alla pastoria del Borgo Furo a Treviso, tra Sant'Angelo e Canizzano. Non è un festival né tantomeno uno spettacolo, ma semplicemente la volontà di Gianni, Anna e Beatrice Marini di vivere una giornata con il loro mondo, che è fatto di parenti e amici, ma soprattutto i componenti del gruppo che mantiene vive le nostre tradizioni. È una festa che noi attribuiamo da 29 anni. Abbiamo fatta perché il nostro gruppo a fine anno non fa cene, non fa niente e fa solo questa festa qua a maggio, col tempo una certa discreto, diciamo, le prime belle giornate lunghe, e mette a disposizione la nostra sede, qua al nostro posto, per invitare amici, invitare sponsor, autorità, gente che mi vuole bene e familiari dei nostri componenti. Quindi noi guardiamo in faccia dei uno, dei due, tutti quanti sei amici e tutti quanti viviamo qua. Tradizioni canore, ma anche culinarie, con l'immancabile brodo, prima del pranzo, fatto di compagnie e tante ciaccole, in quella che è una festa di famiglia di tante famiglie. Praticamente il nostro gruppo si è formato anche dei coppie, sono 30 anni, 33 che ha d'esistenza, e quindi anche queste coppie che hanno fatto dei fioi, che adesso sono venuti grandi, pronti per fare anche i ballerini e avanti così. Non so quanto quello che impara da cei, diciamo da quando chi è nati, a sentire queste tradizioni, queste filarmoniche suonare. E quest'anno è stata anche la prima festa di agricoltura veneta, con Gianni che ha convocato un po' tutti i personaggi che animano le diverse rubriche. Così, tra i banchi, Adriano Favaretto ha dispensato consigli per l'orto, mentre Renzo Gatto raccontava delle proprietà salutistiche di alcune erbe del Sile. Poi, mentre Morgana prevedeva un ricco e lungo banchetto per la giornata, Virginio Maso si confrontava sugli attrezzi storici con Ivano Camarin del gruppo folcloristico trevigiano. Per non parlare di Beppe Fantin, pronto a fissare con la matita volti e storie per le sue vignette. Anche la tavolata di agricoltura veneta stavolta. A furor del popolo, perché si merita. Evviva Lucio! Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando questo primo festival della letteratura tra cultura e cultura del vino. Siamo con il professor Tito Vagni che insegna sociologia della comunicazione e oggi ci ha fatto una vera e propria lezione sulla comunicazione partendo dall'erotica del vino. Cosa vuol dire? L'idea di parlare dell'erotica del vino è cercare di capire quali siano le tecniche di seduzione migliori e più contemporanee per promuovere questo prodotto. Ecco, poi lei ha dato dei consigli di fatto di comunicazione. Ad esempio, la prima è non utilizzare più la comunicazione patinata, insomma far vedere le colline bellissime, le aeree, che sembra tutto perfetto, perché la gente non ci crede più. Oggi questo genere di comunicazione è stata in qualche modo resa obsoleta dai linguaggi digitali, che hanno invece un'estetica amatoriale, quindi un'estetica più artigianale. Cosa c'entrano i reality show con l'etichetta narrante? Il pubblico contemporaneo non vuole più avere accesso soltanto alla ribalta, cioè alla dimensione pubblica, ma vuole accedere al backstage, a ciò che c'è dietro le quinte. Molti programmi televisivi ce l'hanno fatto vedere e oggi i produttori sono in qualche modo costretti ad allinearsi a questo sentire e quindi l'etichetta narrante risponde a sapere le origini, le modalità, tutto ciò che si nasconde dietro il prodotto finale, perché il pubblico è abituato a conoscere la fabbricazione dei vivi e quindi vuole conoscere la fabbricazione di tutto. Allora, in questo mondo che è il mondo delle colline UNESCO, del Prosecco, forse la comunicazione vera che va data in futuro per questo vino, cioè il vino che salva queste colline perché chi ci lavora le mantiene tali. Certamente c'è tuttora una tendenza a valorizzare la spontaneità e secondo me l'idea di valorizzare il territorio in questo senso come salvaguardia, anche il lavoro dell'uomo come salvaguardia del territorio potrebbe essere una chiave di lettura interessante. Grazie professore, adesso linea al nostro Adriano Favaretto. Siamo arrivati a metà maggio per antonomasia è il mese delle rose. Qui ci troviamo di fronte a una rosa che ha una sua storia. La pianta viene da Spinea, qui ci troviamo a Zero Branco. La figlia, per ricordare la mamma, ha voluto estirparla
e portarla a casa, proprio per avere quella rosa della mamma, quindi una rosa di una certa età, ma che aveva dei profumi che in giro non ci sono. È stata trapiantata in un vaso, è stata potata abbastanza forte, speriamo che attecchisca, perché il trapianto di una rosa, di una ceppaia, di una rosa vecchia da 50-60 anni, tirarla su e costringerla poi su un vaso così, voi capite che bisogna ricostruire l'apparato radicale in sostanza. Questa rosa rimarrà in vaso ancora per un anno. Sì, qualcuno mi dirà, ma come, se è già fogliata, ha già i fiori? Sì, ma questa è la reazione, che se anche piantate un manico della scopa, ora come ora vegeta. Ma la pianta ha i suoi tempi. I consigli: acqua, annaffiarla, un po' di concime leggero, se viene colpita da afidi spruzzate un po' di aficida, che potrebbe essere anche il sapone di Marsiglia, non lavarle, una spruzzatina leggera con le spruzzature che utilizzate in casa, e dopodiché l'anno prossimo si vedrà e si mette giù. Intanto però siamo riusciti a recuperare quella famosa rosa vecchia. Se avete il desiderio di fare altre piantine con questa pianta madre, si possono fare per innesto o per talea, però la stagione adesso non va bene né per l'una né per l'altra. Per quanto riguarda la talea bisognerebbe averla fatta in febbraio o anche prima. Per quanto riguarda l'innesto invece, a gemma, andrebbe fatto a luglio-agosto. Quindi lasciamola lì tranquilla, lasciamo vegetare e ne riparleremo nelle prossime puntate. E con il professor Attilio Scienza, che è professore di viticoltura all'Università degli Studi di Milano, vogliamo parlare di vita e l'uomo. Sono due elementi legatissimi insieme. La strada dell'uno è uguale alla strada dell'altro. Sì, l'uomo non a caso si è sempre portato una pianta di vite, perché il piacere che poteva dare il vino, insomma, non era sostituibile da nessun'altra pianta. Poi era anche energia. I legionari romani bevevano 2 litri di vino al giorno. Sì, ma anche rito, perché Sangiovese ha questa caratteristica di avere un antociano che non dà un colore nero il vino, ma dà un colore del sangue. Visto che il rito dionisiaco prevedeva in questa mistica che fosse il sangue di Dioniso che venisse dato ai commensali, quel vitigno era perfetto, ma come tutti i figli di Sangiovese, che sono tutti uguali, quindi si è diffuso nel centro-sud per questo motivo. Poi lei ha anche accennato un po' a questa glera, al Prosecco, no? Che ha 2 padri. Che sono varietà che hanno forti rapporti con la Grecia e con i paesi dell'est, quindi sono certamente arrivati da là, però Valdobbiadene o comunque il territorio attorno a Valdobbiadene, come quello attorno a Trieste, hanno capito che era un vitigno importante e lo hanno poi adottato e coltivato. Ecco, questo per dire che non esiste la specie. Non esiste neanche il concetto di autoctono, perché con tutti questi viaggi che hanno fatto cosa vuol dire? Sono tutti vitigni nati da altre parti e arrivati qui e coltivati qui, quindi l'autoctonia non è il rapporto fra, diciamo così, il luogo dell'origine, ma è il rapporto fra il luogo e quel vitigno dove il vitigno si esprime meglio. A proposito di condizioni ideali, lei ha detto si può lavorare sul futuro della vite proprio per la sua evoluzione anche in relazione ai cambiamenti climatici e alle malattie. Ah beh sì, certo, quello è la prospettiva, ottenere delle varietà, dei vini che non abbiano chimica, che non siano stati prodotti senza chimica e che non si debba irrigare. Si può fare, sì, assolutamente, abbiamo tutti gli strumenti genetici, tutte le risorse genetiche per fare questo. Si parla di cisgenesi. Diciamo un po' sulla linea che abbiamo fatto per il Covid. Sì, direi che lo sviluppo di questa tecnica è avvenuta con i vaccini. Il principio nasce da lì. L'Europa in questo momento non riesce ancora a distinguere tra OGM e cisgenesi, purtroppo, ma spero che le cose si risolvano. Grazie professore. Adesso il nostro Renzo Gatto. Aglio orsino oppure anche ursino. Il nome botanico è Allium ursinum. Intanto il nome deriva dal fatto che dopo il letargo gli orsi se ne cibano. Ecco che allora è l'aglio degli orsi. Fa parte della grande famiglia dell'aglio, che se ne conoscono circa 250 specie, di cui 30 in Italia. Perché ci interessa? La particolarità sono le foglie, che si utilizzano molto in cucina.
Ma qual è la caratteristica? È che queste foglie, che hanno un aroma più fresco, più gradevole, meno intenso dell'aglio, poi non danno la litosi d'aglio, perché queste foglie non contengono tutte le sostanze solforate tipiche dell'aglio, che queste verrebbero espulse per via aerea, mentre qui, non essendoci, non vengono espulse per via aerea. Di contro però questo utilizzo delle foglie non ha proprietà salutistiche. Termino con una curiosità. L'aglio è conosciuto e utilizzato da tempi antichissimi. Pensate solo che nella tomba di Tutankhamon è stato ritrovato un bulbo d'aglio. L'aglio comunque veniva utilizzato in grandi quantità anche dagli schiavi che costruivano le piramidi, e questo perché loro dicevano che gli dava maggiore forza e potenza nell'attività lavorativa. Anche i Celti, prima di andare in battaglia, consumavano grandi quantità di aglio, per lo stesso motivo, cioè sembra che gli desse maggiore capacità e forza. Mentre nel Medioevo era considerato un grande rimedio contro il demonio ed era utilizzato anche contro la peste ed il colera. Il professor Luigi Moio è il presidente di OIV. Presidente, per chi non conosce, che cos'è l'OIV? L'OIV è un'organizzazione intergovernativa, un'organizzazione internazionale della vigna e del vino. Lo spirito, sin dalla nascita dell'organizzazione, è quella di custodire l'integrità del vino. Lei ha detto che bisogna fare una giusta informazione. Il vino ha una vocazione universale. Per il successo che sta avendo, chiaramente ci sono delle reazioni, perché molti paesi non hanno la stessa cultura che ha l'Italia, la Francia, la Spagna, eccetera. Stiamo parlando dell'Irlanda, insomma. Ma dell'Irlanda, ma di tutti i paesi del nord, ma parliamo anche dei paesi asiatici, diciamo di tutti i nuovi consumatori che devono essere educati con pazienza e con estrema precisione alla bellezza di questa bevanda. E in chiusura a questo festival letterario sentiamo invece il commento di Gad Lerner, che ha parlato di tipicità vera e presunta. È la qualità quella che conta, può avvalersi anche, diciamo, di una tutela delle origini territoriali, sapere che si fa davvero qui, perché sappiamo che su questo territorio c'è anche una lavorazione del prodotto che è particolare, ed è particolare perché è moderna, perché non è più quella tradizionale, altrimenti non sarebbe così buona. Lei è venuto qui a fare Pinocchio al Palla Verde di Villorba e parlava del nord-est produttivo, della meccanizzazione di un'industria. Adesso torna dove qui il prodotto che tira, economicamente parlando, il prosecco, questo nord-est è così cambiato. Beh sì, quando io venni in un palasport di Treviso gremito da migliaia di persone all'epoca, molti dei quali erano piccoli imprenditori, erano piccole imprese, ed era il boom di quel nord-est che sembrava dover puntare tutto di nuovo sulla identità e sulla autonomia fiscale, ma poi se è cresciuto, se si è consolidato, è grazie ai flussi migratori che credo quegli stessi imprenditori oggi benedicano. Senta, allora, dove deve andare questo Veneto, questo nord-est visto da Gad Lerner? Questa autonomia è così bisognosa di PNRR, di fondi europei e di contributi statali, che tenetevi ben stretta l'unità d'Italia insieme all'amore per il Veneto e per la vostra terra. Questa dunque è la posizione di Gad Lerner per quanto riguarda il vino, ma anche l'autonomia del Veneto, e adesso Zampettando. Sono Diego Cattarossi, medico veterinario specializzato in animali esotici. Siamo all'interno di una delle mie voliere a casa, dove potete vedere tutta una serie di parrocchetti australiani. Quindi parliamo di pappagalli, di piccoli pappagallini, sono tra gli uccelli più amati insieme ai canarini e sono molto presenti nelle famiglie italiane. Sono animali che non vengono dall'Italia e quindi devono sempre essere tenuti in gabbia, in voliero, in ambiente chiuso, perché il fatto che possano raggiungere l'ambiente naturale
è pericoloso per loro perché tendenzialmente possono morire di fame e è proibito dalla legge. È importante avendoli chiuderli in gabbia quando noi non possiamo gestirli, ma permettere loro, se possibile, delle ore di libertà nella stanza e in casa perché possono volare. Sempre una casa a prova di pappagallo, quindi molta attenzione alle fonti di pericolo, come i fornelli accesi, come le finestre aperte, come materiale che loro possono ingerire e che risulti per loro tossico. Sono animali molto intelligenti, i pappagalli hanno delle capacità sia mnemoniche sia di intelletto molto sviluppate e quindi non hanno bisogno solo di acqua, di cibo, di un ambiente pulito, sono adatti anche a delle interazioni. Si trovano spesso degli animali cosiddetti imprintati o allevati a mano, che quindi sono stati cresciuti dall'allevatore e credono di essere delle persone anche loro e quindi hanno massima interazione con noi e possono essere tenuti liberi fuori dalla gabbia per gran parte della giornata. La scelta di un piccolo parrocchetto come ad esempio una cocorita è una scelta intelligente anche per famiglie con bambini, perché devono imparare a gestire queste creature. Sono animali abbastanza semplici da gestire, con una dieta che è data fondamentalmente da semi e frutta, verdura estrusi, quindi tutte cose molto semplici da gestire in casa e che si trovano già pronte. Naturalmente massima attenzione va posta all'igiene sia dell'acqua sia dell'aria. E dopo aver tanto parlato di vino lo vediamo finalmente degustato con i migliori prodotti del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG e siamo con il direttore del consorzio. Direttore, 2 giorni importanti, Festival Letterario, il primo pilota, sicuramente ce ne sarà un altro visto il successo. Beh sì, non possiamo adesso esimerci da riproporre una seconda edizione, ma speriamo che diventi poi un appuntamento annuale. Sicuramente siamo molto soddisfatti, ma soprattutto anche perché vengono ripagati i grossi sforzi fatti in questi ultimi mesi per organizzare questa manifestazione. Si è parlato di coltivazione della vite, di quelle che sono le sfide del domani, dove sicuramente il cambiamento climatico è il primo, ma abbiamo anche avuto modo con le diverse masterclass di mettere in evidenza proprio queste diversità nelle espressioni qualitative, aromatiche e organolettiche che derivano dai diversi suoli, diversi microclimi. Per cui direi che 2 giorni che hanno arricchito un po' tutti quanti noi. E anche una risposta all'Europa che vuole imporre il Nutri-Score. Una risposta chiara all'Europa e anche a chi vuol far passare il vino come una bevanda alcolica. Il nostro Conegliano Valdobbiadene innanzitutto è tra le bevande, tra i vini con minor contenuto zuccherino e sicuramente il grado alcolico non è un problema per il nostro vino. Avete dimostrato che grazie alla cultura si continuerà a fare la coltura. Le sfide che abbiamo davanti richiedono assoluto rigore scientifico e di ricerca, però anche la cultura che ti porta ad apprezzare, ma soprattutto a ricordare che il vino è un prodotto culturale. E con il commento del direttore Diego Tomasi si chiude questa puntata di Agricoltura Veneta dedicata al primo festival letterario della cultura e cultura del vino. L'ultima parola la lasciamo come seconda puntata del mese, come ogni seconda puntata del mese, ai trattori. E il trattore che vi vogliamo raccontare è più che altro una seminatrice che abbiamo trovato durante la festa del Cason, di cui vi abbiamo raccontato prima. E noi come sempre ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, sono Gilberto Cadamuro e voglio presentare questa autofalciatrice e seminatrice di Carraro. Allora, il trattore del 54, è lavorato con mio papà da un vicino, e ha lavorato dal 70 e tuttora adesso funziona. Ha montato un motore a benzina all'accensione e dopo passa a petrolio, perché è una roba particolare, perché la prima macchina che ha fatto a Carraro. Riguardo alla seminatrice, ha un funzionamento che semena tutto, dal frumento a soia, a spagna, i radici, qualsiasi roba. A semenza ha il piccolo qua, su questo punto qua, al medio sarebbe su questo, che si semena soia e qua sarebbe il grosso che si semenaria il frumento. A semenza si metteria dentro sotto il punto qua. E ora sul regolatore questo più piccolo qua serve
parecchio il semin che non si inciampa sul ruin quando che gira e tutte le semesse ne sono uguali. Qua cavaria è il cassone del concime e questo serve, questo ruo qua serve che man mano che io corre, questo cassone qua si alza e sto ruetto qua butta fuori il concime che lo butta via sui bocchetti all'interno di qua. Quando che andava a semessa, va insieme al concime. Questo qua serve a una grappetta che quando che si semina accopre il solco. La falciatrice veniva usata per tagliare frumento oppure erba medica o spagne o quello che serviva. Il funzionamento era dovuto qua, l'operatore si senta qua. E cosa fa quello? L'alza e sbassa questo. L'alza e sbassa sto manico qua. Leva qua. Per tagliare l'erba. Quando che tagliava il frumento, andaria dei stecche quadradrio che mi manca. L'avanzamento che aveva quando che si ingrumava tutta a paglia e formava le faglie che veniva a ligare queste troppe. Una particolarità che era questa cesta qua, diciamo che aveva su a terra appena lavorata, appena aggrappata e aveva su che non aveva nessun problema. E adesso la metti in moto. A corda qua intanto, l'aria aveva coccoiata sta macchina qua. Un po' di accelerazione e adesso siamo a posto che va in moto.